Bella raga, ciao a tutti, comandante veneziano, siamo su Football Manager, siamo contro il 996, dobbiamo assolutamente vincere, tempo previsto acquazzone, 11 gradi. Purtroppo Giulian è infortunato, 3 settimane fuori, al suo posto Clevert, per il resto squadra confermata. E niente raga, andiamo, ci sono bisogno di 3 punti, Lo scudetto ni, la Champions sì, questo diciamo è quello che all'inizio di questa giornata ci sono diciamo le certezze, anche se comunque insomma siamo là ancora, solo che sono 2 squadre, non abbiamo una squadra ancora per la Bundes, però non si sa. L'Hannover è 10º in classifica, quindi insomma si può battere, ecco. Però sappiamo che abbiamo visto che le sfide facili di solito a volte le canniamo Bailey, Cliver, miracoli di essere. Qui non credo, però la perdiamo, arriva Lukaku e la riperdiamo. Non una grande azione nostra, dai, abbiamo se una svegliata. Ecco, Vitinho, il rischio di Vitinho è quello. Mamma mia, però bisogno dei giocatori che vogliono fare un gioco offensivo, ragazzi, insomma ne sbattere le palle. Bender, they don't care. Dai Sven, bravo Sven, dai Luke. Dolberg, non ci credo, poteva segnarla questa Casperone, porca miseria. L'acquazzone sta dando un po' fastidio forse i giocatori Dolberg, Casperino, Cliver. Stiamo buttando via tanto, però Vitinho. Lars, we don't care. Dolberg, mamma mia cosa ha fatto Dolberg. Signori, un missile terrario di Casper, 1-0. Bravi raga. Dai che magari con la pioggia sbagliano. Socio. Cerchiamo di non prenderlo subito, magari, grazie. Bravo Ottavio, veramente no. Non ci credo. Che dormo. Ma basta. Brutto prendere un gol così, veramente orribile. A fine primo tempo. Bender. Dalla Vitinho. Dai Vizza. Lukaku. Bender. Leone. Dolberg fa una gran cosa, non so come però. Megaer. Vitinho. Incredibile, un tiro, un gol hanno fatto questi. Dolberg. Leone, non so cosa stiamo buttando. Dai che possiamo vincerla ragazzi, dai. Per piacere, abbiamo fatto 52 tiri in porta, sti qua con un tiro da fuori area. Pazzesco. Questa è la mentalità ancora che manca alla squadra. Attenzione, Clivert si è fatto un po' male, proprio in fascia una sfiga. Porca miseria, devo comprare un gran giocatore da un altro cambio, almeno 4 giocatori devo avere come gioco io. Lars Bender. Larsone Bender. Un grande Larsone. Siamo tutti a 56 punti, incredibile, che campionato. Facciamo qualche cambio perché la squadra è un po' stanca. Mettiamo Aranguiz per They Don't Care. Poi vediamo chi è stanco. Al posto di Dolberg entra Einstein, speriamo possa fare qualcosa. Qua lasciamolo purtroppo e basta. Cerchiamo di chiuderla o comunque di non rischiare più, grazie. Leone.
Leon. Boom. Adesso Lars venne doppietta di Lars. 3-1. Ultimo cambio entra ad Arthur al posto di Sven Bender. Diamo un po' di riposo anche a lui. Bravi ragazzi. Kluivert. No, c'è la fasciatura in testa, Kluivert. Dai, andiamo a casa ragazzi, andiamo a casa. Buon 3-1, bravi Fiori. Molto molto bene, dai. Un tiro hanno fatto loro, di fortunato a fare quel gol, ma se c'è anche pausa nazionale, beh, chiaramente devo lodare. Complimenti per l'ultima partita, veramente, hai fatto cose egregie, sì. Beh ragazzi, contro l'ultima della classe, il Friburgo 18 punti, 17 punti tra retrocessi. Una grande notizia è che nella scorsa giornata noi abbiamo vinto, Bayern Monaco ha perso, Lipsia ha pareggiato, 97 Lipsia, 56 56. Bayern. Vabbè, non pensiamoci, voglio solo stravincere questa per cortesia e dopo abbiamo il Lipsia. Sì, voglio attaccarli subito questi, dai, guardate dove sono in classifica, Fiori, cioè vi prego. E se non vinciamo questi qua potremmo andarsi a farsi, lasciamo perdere. Bell'inizio, bravo. Oi? Comunque ho messo l'ale al posto di Dolby perché è tornato dalle nazionali distrutto, porca miseria. Poi c'è Arthur e Wender, resto confermato. No, ma grandi ragazzi, stiamo giocando un calcio spettacoloso, spettacoloso. Non vorrei metterlo Dolber all'82, cacchio. Ma neanche non parlo, devo solo che darsi una reffata. Domando di più, dai. No, ma Fiori, partitona. Sì, partitona del secolo. Dai, Bailey, ma Bailey dopo l'infortunio rimbambito. Mettiamo Einstein al posto di Alario, che posso dire? E Koric per Arthur, che Koric è l'uomo del secondo tempo e è un po' pazzo. Non posso vedere neanche un'azione con gli ultimi, però dai, Fiori, cioè. Bender, Kluivert, Vitigno, Koric, dai che Koric fa sempre il numeraccio, Bender, Bailey, vai Koric, eccolo qua l'assist di Koric, speravo, vai Koric, eccolo, è sempre il grande gol Bender, ma Koric quando entra al secondo tempo, mamma mia che giocatore, siamo primi ma stiamo zitti. Siamo primi ma stiamo buoni. Mamma mia, Einstein quando entra si fa sempre male, mamma mia che pallosità di uomo. Io credo in questo giovane, ma deve darsi una svegliata, Vediamo se dopo l'essenza di team arriva Einstein, Kluivert, Bailey, e non si sveglia bene. Dopo l'infortunio è molto, come si dice, discontinuo secondo me, Kluivert. Bender, smentisci subito Leon. Megai, buttala via, mamma mia. Comunque Koric riespulso Meffert, yes. Mamma mia che partita orrenda. Vai Koric. Peccato. Però Koric ha una classe, grande 1-0, pesantissimo, giocando di merda. Non fatto però. Voglio anche applaudirlo a Koric perché è stato veramente incredibile secondo me. Si qualifica all'Europa League, vabbè grazie, che bello. Koric.
Lui si incazzerà, però lo apprezzo. Alla sfida delle sfide, l'altra settimana hanno parlato un po', mi hanno chiesto un po' di domande sull'Ipsia, ho detto che Werner sicuramente è un talentissimo scoperta del cume, però questo allenatore non mi piace, gli spaccherò le palle oggi. Speriamo sia così, raga, ho cercato di portarla un po' sull'aggressività. Siamo i favoriti, vogliono proprio caricare la squadra e dargli anche un po' di responsabilità. E qua che si vede se possiamo lottare per qualcosa che sinceramente non ha molto senso, però dopo questa mancheranno solo 5 giornate. Mamma mia, assoluta pauroso l'Ipsia che incredibilmente è primo in classifica. Il Bayern quest'anno ha perso tanti punti. Forsberg ancora gran giocatore, Forsberg. Bender da solo però. Julian che è rientrato, Julian, cazzo, no, non sbagliarla però. Mamma mia, Julian è appena entrato. Dopo l'infortunio 3 settimane, grande Julian. Ma stiamo zitti, non abbiamo ancora fatto niente. 0-0, no. Eccolo là. Mi ha punito proprio lui, Timo Werner, l'essenza di Timo Werner. Lo sapevo. L'Ipsia è una macchina perfetta. In questo momento non sbagliano. I don't care. Dolberg. Julian. Calcio di voglio rosso. Casper contro tutti. Gol. 0-0. No. Grigio 0-0. Megaer. Il Bayern gioca stasera. Grigio 0-0 alla Baia Arena. Julian. Dolberg. Bailey. 0-0 Bailey. 0-0 Leone, mamma mia cosa ha fatto Leone. Ritorna, brutto, questo è da rosso, vabbè sono da rosso qua però. Ciao Campbell. Ciao Campbell. (3-1). La squadra è anche ben riposata. Questo grigio e triste 0-0. La lascio così, non voglio toccare niente. È nervoso l'Ipsia, quanti gialli. Bailey. Julian. They don't care. Non ci credo, 0-0. Mamma mia cosa ha fatto They don't care. Mamma mia cosa stiamo facendo. No. Non è vero. Non è assolutamente vero. Bender. Orban. La butta su. Megaerta. Leon. Casper. E finisce! No. Non è finita ancora, 0-0. È finita adesso. Non ci voglio credere ragazzi, siamo primi in classifica da soli. Deve ancora giocare il Bayern, ma intanto siamo primi. Cosa abbiamo fatto ragazzi? Cosa abbiamo fatto? Ecco, non è un allenatore bravo. Sì, mi dispiace. Non potevano durare la loro felicità. Un tiro favoloso. Grande vecchio, grande, rientra da fenomeno.
E adesso guardiamo insieme cosa fa il Bayern. E c'è l'Hamburgo. Oh, contro l'Hoffenheim ti prego un pareggio. Ti prego un pareggio. Vince 2-0 il Bayern. In questo momento il Bayern campione di Germania. Per il Leverkusen retrocessione. Ragazzi, la tensione è altissima. Siamo alla Bayern contro l'Hamburgo. La posta in palio adesso è veramente alta. È altissima. Vai, si parte. Abbiamo messo 10 film per essere a questo punto della stagione agli stessi punti della prima della classe. Kostic, subito rischiamo Bender. Il Lipsia è già in vantaggio, però l'unica bella notizia è che devono sfidarsi fra 2 giornate Lipsia e Bayern Monaco. Lipsia non morirà, Werner è devastante. Sarebbe bello poterlo portare alla corte di Veneziano. Ci proveremo, se vogliamo vedere quanti soldi ci danno con la Pro in Champions. Contro il Colonia pareggia. Benjamin Henriks infortunato. Ai ai ai. Sta un po' recuperando, però dai. Primo tempo che sta volando via così, però. Dai, Fioi. Gol di Agustin. Lipsia 2, Colonia 1. Al 28esimo, Agustin. Dai. Sveglia. Non pensavo, cioè, perché l'Hamburgo è sempre una squadra storica, però non è messa molto bene. Bravissimo Bender, recuperatore infaticabile, vedi? Leone si invola, grazie Leone, vai Leone, porca miseria. Eriks è stanco. Mettiamo Vitinho, spinge tanto, però non rischiarla, anche chiaramente il pareggio non serve a niente. Se vogliamo tentare il miracolo, Bender. Rigo. Non l'ho capito questo, ragazzi. Casper contro tutti. Sbaglia, rigore dopo. Perché non c'è Vitinho? No, che deficiente. Ma porca miseria, neanche portato via. Brutto errore questo. Come ho fatto che ho spostato lì i cambi, Dio santo. Fioi. Clivert per Bailey e Arthur per De Donker. Vediamoci ne ha svegliati. Bene, brutto errore non portare Vitinho. Clivert appena entrato, subito Clivert, rigore, secondo rigore. 3 rigori in 2 giornate. Prego Dolber, non sbagliare anche questo. Gol. Casperone la mente stavolta. 2 rigori. Dai, comincia il cupolotto come indiano. Sta giocando bene Dolber, intanto l'ha messa. Bender. Julian. Clivert. Gol di Clivert. Grandissimo cambio di veneziano. Grandissimo cambio di veneziano che si è inventato il culo. Bravi Fiori. Bravo, Eric sta giocando bello ed infortunato. Dai, stai in credo in lui deve essere il mio nuovo Timo Werner, cazzo. No. Davvero. Faccio raga. Ci voglio 5-1 del Lipsia, mamma mia ragazzi. Un super fantalipsi. Come ha fatto a vincere 4-1 non lo so. È la mano del mister.
Gedval ha perso un po' il posto, sinceramente. Einstein, vai Einstein, il grande Einstein. Julian, mettila in mezzo bene. Poi egoista, c'è quella bel tiro. Andiamo a casetta, dai. Bene, voglio anche il clean sheet, lo pretendo, sinceramente. Guarda che non arriva neanche stavolta, guarda che non arriva, gol. Finisce qua, buon 2-0. Adesso la pressione è tutta per il Bayern Monaco. E adesso abbiamo l'Eintracht Francoforte. No. Ok. Deve cambiare sto qua. Sto magnifico. Rigore netto. Si diverte Julian. Ok. Ci qualifica. Oh, il budget iniziale 40 milioni. Ok, intanto 40 milioni ce li abbiamo. Qualche cessione l'ho già in mente. Perfetto. Il Bayern Monaco non ha giocato ancora. Mancano 4 giornate, ti prego, Bayern, pareggia almeno. Sarebbe il The Dream. Ma che rigore contestato. Tutti sono felici adesso, visto che sono in Champions League. È una bella chance, però il Bayern deve pareggiare, o almeno pareggiare. Contro il Magonza in casa la vedo difficile. Dai, un bel 1-1, 1-1 proprio beffardo. Dai, l'1-1 beffardo. Addirittura il Bayern vince 4-0, signori, il Bayern si sta incazzando pesantemente. In questo momento vince il Bayern per lo scontri diretti. Che bello. Raga, ultima partita del video. Il Bayern va a Colonia, la prossima con l'Ipsia. Noi dobbiamo vincerle tutte, raga, sperare. La squadra è sempre quella, si giocò ogni 7 giorni, quindi la squadra è ben riposata. Se giochiamo come sappiamo dovremmo vincere le partite, non abbiamo partite impossibili, a parte forse l'ultimo col Wolfsburg, ma teoricamente è già qualificata per la Champions, spero, comunque non è più in lotta. Vabbè, io sono in campionato a vincere tutte, comunque questo è pochissimo ma sicurissimo. Attenzione però, Wolf, mamma mia, attraversa la fronte del Francoforte, che è 14esimo, Francoforte parte a bomba. Francoforte vuole dimostrare di essere una buona squadra. Bene, butta su, ma sta dominando, incredibile. Abbiamo un po' di paura. Bender si può stare, non ce l'aspettavamo. I giovani Dolber però fa una gran cosa e poi la perde male. C'è tensione, raga. Calma. No! Oh my god. Siamo troppo precipitosi, Wolf ancora. Purtroppo non gioca mai in contemporanea, che palle. Bender, Julian, Casper. Bello, un tiro bene in alto. Mamma mia, non che era monito comunque. Attenzione, comincia più Gerellina con Sole. Bender. Dai Wendel, bravissimo Wendel, Leon. Julian. Dolberg. Non riusciamo a trovare il bandolo della matassa. Secondo di merda comunque del Dortmund. Attenzione Wolf che fa il bello e cattivo tempo, purtroppo si sera. Bravissimo Bender, come se fare un contropiede osceno. Julian. Quante gol ci stiamo mangiando. Bravissimo.
Bailey si incazza, Bailey, stai calmo. Primo tempo qualcosa meglio noi, ma se vogliamo vincere dobbiamo fare di più. Vai. Julian, niente da fare. Tra poco il primo cambio sarà Ante Koric, ragazzi. Dolberg, Henriks, Prince. No, che cagatissimo. Mamma mia. Mettiamo anche Kluivert al posto di un Bailey che oggi non mi è piaciuto tanto. Leno, sponda di Casper per il nulla, ancora Casper, bravissimo movimento di Casper. Dai Bailey, prima di andartene Bailey. Megair butta su Dolberg, Julian, insomma da 30.000 metri, però dai. Henriks, Koric, Ante Koric per Bender, non può darmi rigore, no. Tre rigore in due partite, ma questo non è proprio rigore. Kluivert in mezzo, Dolberg, palla. Arthur per no. Arthur per Sven. Centrocampo iperoffensivo. Sta finendo così le chance. Le chance di scuro stanno finendo così. Koric! Gol, Megaia. Non ci voglio credere. L'acquisto di gennaio, Megaia. Arthur, bravo Arthur. Julian, gol, fuori gioco. No, è regolare. Autogol. In due minuti. Koric. Talismano Koric comunque. E Arthur anche. Tutto giocano meglio da subentrare. Tantesimo, 10 minuti, non è ancora finita chiaramente ragazzi, manca ancora troppo per sognare. Magari. No, stai cagando. Ti prego, va avanti veloce, Tim. 5 di recupero, vaffanculo, va. Oddio, no, adesso. È finita, Bender, buttala su, Koric. Si va a vincere. Soffrendo ma si vince. Ben fatto. Ben fatto. Invece la Bundesliga, stiamo calmi. Fondamentale Julian, chi vince il UEFA Best Player Europeo. Ronaldo. E adesso vediamo. Il Lipsia proprio non gioca. Ti prego Colonia, sei 15°. Devi salvarti. Raga, vi saluto così. No. Non è vero. Non può essere vero.